Benvenuti, oggi è martedì 14 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.52 e tramonta alle 20.01. La luna si leva alle ore 11.22 e cala all'1.29. Oggi è il giorno di San Mattia, patrono degli ingegneri e dei macellai. Il nome Mattia viene dalla lingua ebraica e significa dono di Dio. Oggi 14 maggio celebriamo la giornata mondiale degli uccelli migratori. Questa giornata ci invita a riflettere sull'incredibile viaggio che affrontano questi volatili ogni anno, spostandosi tra continenti e attraversando confini. È un momento per sensibilizzare su come possiamo proteggere le rotte migratorie e gli habitat che sostengono la loro sopravvivenza. Auguri a Cate Blanchett, l'attrice australiana che compie 55 anni. È nota per il suo ruolo di Elisabetta I d'Inghilterra e per aver vinto 2 premi Oscar per The Aviator e Blue Jasmine. Passiamo a Robert Zemeckis, il regista statunitense, festeggia i suoi 72 anni. Ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, grazie ai suoi capolavori come Ritorno al futuro e Forrest Gump. Infine, buon 57° compleanno a Valeria Marini, la showgirl che ha conquistato il pubblico con le sue apparizioni in numerosi programmi televisivi. Prima di diventare una star del piccolo schermo, Valeria ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema. Secondo i figli, le sue ultime parole furono "I'm losing", sto perdendo. Non lo avevano fermato i ritmi frenetici della sua formidabile carriera, ma il 14 maggio del 1998 fu il 4° infarto a stroncare Francis Albert Sinatra, in arte Frank, figlio di un palermitano di Lercara Friddi. Tutti gli Stati Uniti si fermarono per piangere la morte di quella che molti critici musicali considerano la più grande voce del XX secolo. La festa dei fiori di Amsterdam è uno degli eventi più attesi dell'anno. Ogni primavera il famoso giardino Keukenhof si trasforma in un'esplosione di tulipani con milioni di fiori, narcisi e giacinti. La manifestazione attira visitatori da tutto il mondo per ammirare le spettacolari installazioni floreali. Buongiorno ai 12. Oggi la luna predilige i segni di fuoco. Vediamo quale passione accenderà nello zodiaco Ariete. Oggi sembrate proprio i preferiti dalla luna. Dalla sua posizione del leone, i trigoni che si accendono sono molto potenti e danno modo al vostro Marte di esprimersi assolutamente, di essere felice ed intenso proprio nella gestione degli affari affettivi e passionali. Toro, la giornata di oggi è una giornata con una luna un po' discronica, non tende ancora a esacerbare i pianeti che ospitate nel segno, ma qualche piccola sensazione di disagio e di rincorsa di un tempo che non riuscite ad ottimizzare ancora sembra essere il motivo della giornata. Chiedete aiuto ai familiari, a chi vi vuol bene e anche ai colleghi al lavoro, ne avete bisogno. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata con una luna molto positiva, proprio perché essendo nella vostra ideale terza area sta stimolando la comunicazione affettiva. Oggi è una giornata che può riguardare molto la gestione della casa, i più piccoli, o semplicemente l'abbellimento o l'aggiustamento di qualcosa all'interno delle vostre dimore, che sono sempre metafora del vostro modo di pensare affettivo. Cancro, la giornata di oggi è una giornata da luna molto importante e seria, proprio perché vuole darvi tutta una serie di informazioni su un piano economico che dovreste seguire un po' più alla lettera del solito, proprio perché siete stati un po' disattenti per adesso nelle finanze e ora è il caso di recuperare. Leone, la luna nei vostri gradi oggi vuole darvi proprio la visione di insieme che cercavate. L'opposizione con Plutone però segnala chiaramente che qualcosa vi è sfuggita e che dovrete fare in tempo a recuperare su tutta una serie di faccende. Fate bene i conti perché dovete meditare su molte cose.
Vergine, una luna molto emotiva quella di oggi, una luna che vi rende un po' malinconici, sentimentali. Probabilmente temete che il tempo necessario per lo svolgersi di alcune pratiche o di burocrazie vari possa essere un po' contro di voi, mentre invece un aiuto inaspettato potrebbe darvi una mano. Bilancia. La giornata oggi è una giornata da luna, che realizza un po' i desideri, le sorprese, che vi fa vivere gli amici e che vi fa incontrare interessantissime persone nuove. Scorpione. La luna oggi è di quadratura e vi dà comunque modo di riflettere su alcuni rapporti finiti o qualcosa del passato. Bisogna fare spazio sia nel cuore che nelle vostre vite per accogliere le novità che i pianeti hanno per voi. Lasciate andare un po' tutto quello che non vi serve più. Sagittario, una giornata decisamente migliore oggi proprio perché la luna è vostra amica, è un bellissimo trigono, vi aiuta a chiudere delle faccende e degli accordi molto diligentemente. Voglia comunque di viaggiare, di andare e di ripartire su canali comunicativi luminosi, adeguati e chiari. Capricorno, la giornata di oggi è una giornata con degli indici decisamente più rilassati, proprio perché la luna non è più in opposizione e voi siete meno pensierosi, più decisi sul da farsi, andrete comunque avanti per quello che era il programma, una giornata che tende a farvi avere poco tempo per la passione in serata, comunque trionfa l'amore. Acquario, la giornata di oggi è una giornata da luna in opposizione, soprattutto stimolando il vostro Plutone, è come se vi rendesse oggi un po' più pessimisti, eppure Plutone riesce a strizzare l'occhio a Giove e ad avere la lungimiranza di farvi chiudere bene razionalmente un affare, fascino in netto aumento. Pesci, la giornata di oggi è una giornata con una luna che non vi parla, ma Saturno e Venere sono in perfetto accordo ed è proprio questo sodalizio che vi rende forti in amore. Piuttosto c'è qualcosa da rivedere perché qualcuno è in partenza e voi forse avete voglia di fare una valigia. Ecco, non dovete altro che decidere col partner la destinazione dei vostri sogni. Volevano che suonasse l'inno fascista al Teatro Comunale di Bologna, ma Arturo Toscanini, uno dei più grandi direttori d'orchestra della storia, in quel 14 maggio del 1931 si rifiutò. Toscanini venne preso a schiaffi da un gruppo di camicie nere, ma il suo autista Emilio, un uomo fortissimo, difese il maestro facendolo entrare di forza nella macchina e combattendo con i fascisti per evitare che si avvicinassero. Oggi parliamo di un'espressione molto comune nel mondo dello spettacolo, break a leg, letteralmente significa rompiti una gamba. Ma non preoccupatevi, non stiamo augurando a nessuno di farsi del male, al contrario è un modo per augurare buona fortuna agli artisti prima di un'esibizione. Ma da dove viene questa strana espressione? Beh, deriva dalla linea di separazione tra il palcoscenico e il dietro le quinte, chiamata leg line. Superare questa linea significava fare parte dello spettacolo e quindi essere pagati. In Italia l'espressione più simile è in bocca al lupo, quindi la prossima volta che andrete a uno spettacolo non dimenticate di augurare al cast break a leg, rompiti una gamba. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Per il matto di oggi parliamo di Charles Baudelaire, il poeta maledetto dal carattere irascibile e dalla vita dissoluta. Ma chi era davvero quest'uomo? Orfano di padre sin da giovane, Baudelaire ha vissuto un'infanzia difficile e tormentata, cresciuto da un patrigno che odiava. Alla ricerca disperata d'amore e supporto ha combattuto per tutta la vita con la noia esistenziale, la sete di assoluto, la sua passione per la letteratura e il sesso e l'alcol. Ma nonostante tutto ha lasciato un'eredità letteraria impareggiabile come maestro del simbolismo francese. E ci lasciamo con la frase del giorno. Il pubblico è come una donna. Se sei indifferente, è la fine. Io spero di non esservi indifferente.
Se così fosse, vi aspetto domani per non rendervi indifferenti. A domani.